E ne abbiamo tantissime naturalmente. Eccola qua, questa è un'altra. Uomini liofilizzati. Questa è la mia teoria del pronto per l'uso. Questo è un DNA parzializzato e si arriva alla liofilizzazione umana da parte del sistema. Uomini liofilizzati scambiano ottimizzazioni cerebrali, invertono prodotti assecondandosi ad un mercato nell'immediata realizzazione di essere pronti per l'uso. Siamo sempre più usati, uno non lo sa, ci usano al mattino quando ti alzi, quando bolli la cartolina, quando fai l'amore. Bisogna uscire, perché più sei dentro e meno vedi. Non vedo i fuochi spenti, non vedo l'inferno di vite sprecate, non vedo batraci che gracidano in tubi catodici, non vedo la rabbia, non vedo assolutamente nulla di quello che mi fate vedere, ma ho una vista acutissima. Grazie. Lui, oltre alle cartoline, naturalmente ha anche tutta una raccolta di libri. L'ultimo, ad esempio, come si intitola? Allora, l'ultima è intitolata Esso, è un pronome che diventa il sistema e in fondo non è null'altro che il nome di una marca di benzina. Ed eccolo qua. Quello è Esso, un libro molto umoristico, decisamente violento sotto certi aspetti e molto simpatico sotto altri. Mi ero sdraiato sopra di esso. Improvvisamente avvertii uno scricchiolio assolutamente imparziale. Esso si lamentava. Mi alzai di scatto, esso si sentì inutile. Io, sbilanciato tra supposizioni inquiete e palloncini colorati, con cautela mi risedetti. Esso era felice. Come hai cominciato a scrivere poesie? Penso che scrivere una poesia è una necessità. Quando un uomo ha la fortuna di poter soffrire e di vedere il buio, non può che scrivere o dipingere o cantare. C'è una sofferenza atavica, un vedere quello che gli altri non hanno più voglia di guardare. E quando uno si tocca il buio con le mani, non può nient'altro che ritornare e raccontare quello che ha visto. Bisogna vedere il buio. È tutto qui. La luce è troppo facile, i normali la vedono quotidianamente. Quando spegni la luce e senti il profumo dei tuoi pensieri, allora capisci la differenza. La poesia non è solo una questione di arte, è un vagito, un urlo in una notte buia dove tutti fanno gli stessi gesti. La poesia la scriviamo tutti, chi è che fino a 18 anni non è un poeta? La differenza nasce quando uno sceglie di vivere da poeta.